Martedì 13 giugno 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepa vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Gazzettino di Belluno. Si apre con un fatto di cronaca avvenuto a Longarone, esplosione alla Ecorav, un ferito, un filtro per la separazione dei rifiuti liquidi si intasa, la pressione scardina il coperchio e crea un'onda d'urto. Il tappo vola e atterra sul tetto di un'azienda vicina e lo sfonda. Pompieri a lavoro per ore e sindacati pronti alla mobilitazione. Il botto ha squassato la quiete operosa del primo pomeriggio a Longarone e lo hanno sentito a centinaia di metri di distanza dalla Ecorav, l'azienda di trattamento di rifiuti che si trova a Villanova in zona industriale. Un filtro che serve a trattenere le sostanze solide si era intasato e la pressione ha provocato un'esplosione. Lo spostamento d'aria ha colpito C.S, queste le sue iniziali, un operaio che in quel momento si trovava nelle vicinanze ma che non era coinvolto nel procedimento che ha causato il botto. L'uomo, che lavora in Ecorav da una ventina di anni e che indossava tutte le dotazioni di sicurezza previste, è stato sbalzato a terra dalla violenza dell'onda d'urto e ritrasportato poi all'ospedale di Verona. La pressione dell'aspiratore provocata dal filtro intasato intanto aveva agito da catapulta sul coperchio terminale del macchinario che si trova sul tetto della Ecorav, una sorta di disco che è schizzato in aria come un proiettile atterrando sulla copertura dell'azienda che si trova a fianco della Ecorav, la Look Occhiali. Il coperchio ha sfondato il tetto atterrando nell'area di transito che mette in contatto i locali magazzini con quelli della verniciatura. Sindacati sui piedi di guerra, chi va al lavoro deve avere la certezza che la sera se ne torna a casa, dice Giampiero Marra della CGIL. L'approfondimento di Longhi da pagina 2 a pagina 3. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, spaccia la droga ai ragazzi al parco, ventenne in manette. Le indagini erano partite in seguito ad un incontro tra genitori e l'Arma. Le indagini erano partite dopo un incontro con 350 genitori cadorini nell'evento organizzato dall'Arma a Domegge su pericoli e derive dell'adolescenza in Cadore. Erano emerse le preoccupazioni delle mamme e dei papà per quegli strani giri al parco Roccolo di Pieve di Cadore. Sedico, scontro frontale a Landris tra autostrada chiusa, frontale tra due auto ieri pomeriggio a Landris di Sedico, 2 feriti, una donna ferita è stata estratta dall'abitacolo dai pompieri, strada chiusa per 2 ore. E la foto di copertina ovviamente è dedicata a quanto avvenuto alla Ecorav di Longarone. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, capoluogo penne nere domenica il raduno Triveneto, Feltre e negozi chiusi durante la 24 ore polemica. Il commercio e la 24 ore non sono andati a braccetto, la Castelli ha portato a Feltre migliaia di persone ma le serrande della maggior parte dei negozi sono rimaste abbassate. Era un'occasione ghiotta, ammette Giusy Bassani, presidente dell'Ascom di Feltre, che annuncia l'idea di un'assemblea attraverso la quale stabilire cosa fare anche sulle aperture domenicali. Belluno, Maurizio Paniz di Berlusconi, ho tanti ricordi. Il ricordo dell'avvocato bellunese Maurizio Paniz e dell'amico Silvio Berlusconi nel 2001. Ho decine e decine, forse più di ricordi. Ho avuto l'onore di essergli al fianco per 3 legislature, ma ad Arcore ci sono stato solo 2 volte e non mi piaceva. Poi la richiesta di convertirsi al Milan, rimasi fedele alla Juventus, non ho mai tradito ed in fondo questa coerenza gli dava sicurezza. L'approfondimento di Fanta a pagina 5. Cortina, scuola Montessori, esposto in procura contro il comune. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Borgo Valbelluna abbraccia i parenti dopo 130 anni dall'emigrazione dei suoi avi. L'approfondimento di Bonetti a pagina 10. All'anno di Piave, anziani sfrattati in poche ore dalla casa di riposo, abusiva notizia di cui se ne è parlato nelle edizioni del Gazzettino del Corriere delle Alpi proprio di ieri. Ponte nelle Alpi, scuola d'infanzia, Don Zanivani al traguardo dei 70 anni. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la prima pagina è interamente dedicata alla scomparsa di Silvio Berlusconi. Questo è il titolo: la fine di un'epoca, è morto il cavaliere, protagonista dell'Italia per oltre 30 anni tra politica, economia, TV e calcio. Silvio Berlusconi, 1936-2023. Il fragoroso crollo del grande alibi che dura dal 1994, gli approfondimenti riferiti appunto alla scomparsa di Berlusconi
Berlusconi. Con lui scompare la Seconda Repubblica, era l'uomo simbolo, il ritratto a firma di Sorgi. Il Veneto, Salmaso, ecco i suoi fedelissimi tra cene e barzellette, realizzava grandi affari. L'erede mancato, Tosato, prima la diffidenza, poi la forte affinità con il giovane Zaia. Tutti gli approfondimenti li troverete all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi. Noi invece andiamo a pagina 33, dove vi è l'inizio delle notizie riferite alla provincia di Belluno. In primo piano il cemento mangia 20 ettari di verde l'anno, a Cortina crescita record, più 10% dal 2006. Il rapporto ISPRA sull'evoluzione del consumo del suolo, montagna sotto al 3%, più costruzioni nelle zone urbane e industriali. Troverete anche una tabella con indicati il consumo del suolo in provincia di Belluno suddivisi per comune. Vediamo che il maggior consumo di suolo, come lo abbiamo visto leggendo il titolo di questo approfondimento a firma di Alessia Forzin, ci porta a Cortina d'Ampezzo, seguito da Agordo, Borca di Cadore, San Vito di Cadore, Seren del Grappa, Peralolo, Vallada Gordina, Feltre. Vediamo che il capoluogo bellunese in questo caso si attesta. Vediamo se lo trovo, se no avrete modo voi di cercarlo leggendo questa edizione. Io non leggo il comune di Belluno, eccolo qui, l'ho trovato. Belluno si trova, a metà dei 64 comuni del territorio. A livello provinciale vediamo la differenza tra il 2006 e il 2021, c'è stato un aumento del 3,30%. Siamo a pagina 34, l'analisi, le COP di comunità, crocevia dei paesi, i cui fornitori sono anche i clienti. Davis Rizzo, Lega Coop Veneto, scommette sul futuro, Cadore Zoppè e Lamosano, gli esempi da seguire. Pagina 35, la Donata Triveneta in programma questo fine settimana nel capoluogo, il piano dei divieti per il raduno alpino, mercato spostato e cambiano i bus. Capolinea in via Dante, il centro è occupato dagli ambulanti, da ieri non si può più parcheggiare in piazza Piloni. Mobilità, domenica navette gratuite dai parcheggi periferici, 2 linee da Safforze e Prade, concorse ogni 15 minuti, saranno sempre raggiungibili le grandi aree di sosta limitrofe al centro cittadino. Si parla di montagna, pagina 36, qualità della vita nei paesi delle Alpi, parola agli abitanti. Fino a fine luglio si può rispondere al sondaggio di ISPRA, servirà per elaborare uno studio e suggerire interventi. L'iniziativa Lotteria Solidale d'Insieme si può per sostenere progetti umanitari, aiuti per le popolazioni di Uganda, Ciad e Siria e per le famiglie disagiate del territorio provinciale. Estrazioni il 6 di ottobre. Sempre dal capoluogo, sport, benessere e socialità, un successo yoga al parco e il 25 arriva la Walk Zone. Giovedì l'ultima lezione al parco fluviale di Lambioi, se piove al coperto, Mazzoccoli, formula vincente, fare attività in mezzo alla natura. Pagina 37, giustizia, amministrativi dimezzati, il procuratore Luca in missione a Roma. Delle 26 unità in organico entro fine anno ne resteranno 13, servono almeno 2 persone o non potremo lavorare. Questa è la dichiarazione del procuratore della Repubblica Paolo Luca, che appunto andrà a Roma per chiedere personale. E a proposito di tribunale, nei processi civili tempi allungati di quasi 22 giorni. Passiamo a Feltre con pagina 38, città accogliente, abbellimenti floreali nelle strade del centro in vista dell'estate. Cura e manutenzione sono affidate alla Coop Arcobaleno, Slungo, grazie anche a cittadini e commercianti. E a proposito di Feltre, oggi alle 18:30 in Consiglio Comunale la riclassificazione di strade nelle frazioni. Ospedale Bellumat prolunga il contratto fino al 2027, notizia quindi riferita al reparto di gastroenterologia dell'ospedale di Feltre. La comunicazione viene data appunto dal medico Bellumat, che prolunga il contratto appunto fino al 2027. Basso Feltrino, referendum sulla fusione, si va alle urne il 29 e il 30 ottobre, ufficializzate le date in cui i cittadini di Alano e Querovas si dovranno esprimere. La regione rassicura sui contributi in caso di vincita al sì, quasi 10 milioni di euro. Dopo l'estate ci sarà una seconda campagna informativa e ai cittadini per chiarire i dubbi. Feltre l'incarico, Balestra nominato vicepresidente nazionale del direttivo dell'ANA. Sovramonte si risveglia la frana in località Valdonea, acquedotto a rischio. Progetto dell'IPD, Associazione Italiana Persone Down, un parco accessibile a tutti, visite in Valle del Mis e Arson.
Sempre dal Feltrino siamo a Sovramonte con pagina 40, scene di antica vita rurale rivivono con Roberta Dalprà. Sovramonte da circa 15 anni ha iniziato a realizzare le creazioni che abbelliscono Zorzoi. L'ultima ambientazione a Servo racconta di un'intera famiglia che sta insaccando le salsicce, come si può vedere da questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. Fonzaso, Legambiente premia il centro Dolomiti Hub con la bandiera verde e continuiamo con Santa Giustina, dono del gruppo RDM, meno spese per la piscina con le coperture isotermiche. Sedico, incidente stradale, frontale all'Andris, 2 persone ferite, la Gordina in tilt. Violento scontro nel primo pomeriggio tra 2 automobili, grave una donna portata all'ospedale con l'eli ambulanza. E per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, appunto 2 scatti del forte incidente avvenuto in località Landres che ha praticamente devastato i frontali delle 2 auto coinvolte. Limana, una simbolica cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati residenti in paese, come si può vedere da questo scatto, e ancora Sedico, lampioni spenti in tutta Bribano, trovato il guasto dietro le elementari. E adesso la notizia che ha aperto l'edizione del Gazzettino di Belluno, di cui abbiamo già dato spazio. Siamo a Longarone, esplode il filtro dell'acqua ossigenata, operaio ustionato a braccia e volto, il pesante coperchio scagliato come un proiettile ha sfondato il tetto ed è piombato dentro la vicina occhialeria Luc, ed ecco la zona in cui è avvenuto questo incidente. Lo scoppio durante il trattamento del prodotto scaduto, ferito portato a Verona. Sequestrata l'area dell'impianto, i tecnici campionano le taniche, la magistratura indaga sul grave infortunio sul lavoro avvenuto ieri, le analisi dovranno accertare il contenuto dei bidoni da 25 litri. E sempre a proposito dell'incidente avvenuto nell'azienda Ecorav, sciopero per la sicurezza, Marra, lavoratori scossi, il segretario della Filtem CGIL ieri è entrato in azienda a parlare con il personale, qui serve un fermo di produzione, i problemi erano emersi già in assemblea. Notizia di spalle che ci porta ad Agordo, comuni compatti, finanziati i lavori sulla Agordina, parliamo in questo caso della sicurezza stradale di questo territorio bellunese. Soverzane, rifiuti, raccolta ok e la Tari non è ritoccata. I dipendenti sconcertati, un altro richiamo che trovate a pagina 44 riferito all'incidente di questa azienda longaronese, un boato improvviso, poi abbiamo visto il nostro collega ferito, la testimonianza appunto di alcuni dipendenti dell'azienda. Siamo a pagina 44, Tambre, lupo si avventa contro cani e proprietari e il sindaco Bona, pallottoli di gomma. Ferito alla zampa uno dei grigioni di Donatella De Cesaro, il predatore si è poi diretto verso di lei sfiorandola. L'esemplare aveva predato una pecora di Urbano Lavina, marito della donna. La scuola materna di Polpetta ha celebrato i suoi 70 anni, notizia che ci porta a Ponte nelle Alpi. A pagina 45 invece siamo a Cortina, Danny De Vito, è protagonista del nuovo film a San Vito. L'attore italo-americano reciterà nella versione degli Stati Uniti del fortunato improvvisamente Natale, avrà ruolo che è stato di Diego Abatantuono, attesa per Andy McDowell, volto di L'Oreal. Cortina, il centro Montessori diffida il comune per il file messo sul web e continuiamo con Borca di Cadore, villaggio, i sindacati attaccano, servirà a sistemare l'area. Se la situazione idrogeologica di Borca è così grave si intervenga subito, altrimenti si faccia lì il villaggio olimpico. I sindacati prendono posizione sulla questione aperta da tempo e che periodicamente riemerge. L'assessore regionale Bottaccine dice no alla realizzazione del villaggio olimpico a Borca perché l'area è classificata con il livello più alto di pericolosità o con quello immediatamente inferiore, confortato dal parere del professor Luigi Dal Paus che ha rimarcato anche di recente: sinceramente non andrei ad abitare serenamente là sotto. Pagina 46, Pieve di Cadore, l'operazione contro lo spaccio al parco Cadorino, arrestato dai carabinieri, sequestrati 150 grammi di hashish e 6.500 euro in contanti. Le famiglie di giovani avevano chiesto l'intervento dell'Arma. Gli strani andirivieni suscitavano timori tra i genitori degli adolescenti. E in questo scatto vediamo la rifurtiva sequestrata dalla compagnia dei carabinieri di Cortina, dai panetti di hashish ai 6.500 euro in contanti e a una serie di strumenti ovviamente utilizzati per lo spaccio della droga. Pieve di Cadore in mostra le stampe degli studenti della media Tiziano. Fino al 9 luglio saranno ospitate nel Museo dell'Occhiale le opere realizzate dai ragazzi che hanno partecipato al corso Incisore.
Siamo a pagina 47, cultura e società, biennale, mi chiedevo cosa sono davvero le libertà. La risposta è stata un'idea più grande di me. Nature di Armando Punzo apre il Festival internazionale del teatro a Venezia e la Compagnia della Fortezza regista Leone d'Oro del 2023. Spettacolo in lutto, è morto Francesco Nuti, talento spezzato da sfortuna e malattia, aveva 68 anni, declino dopo una caduta e un lungo coma, la delicata comicità del film e la sua canzone per Sanremo. E continuiamo con la rubrica Giorno e Notte, l'evento al Transito Film Fest, dibattiti e documentari sullo spopolamento. In primo piano un problema che colpisce la montagna, dal 20 al 24 giugno appuntamento alla SOMS di Lentiai. Cinema, arriva a Belluno l'ultima via di Riccardo Be e ancora doppia iniziativa di Italia Nostra, convegno su Villa Alpago e concerto al Fulcis. Gli appuntamenti, il primo per domani alle 18 in Sala Bianca, invece il secondo incontro in calendario domenica alle 18 nel Salone Nobile di Palazzo Fulcis. Siamo nel capoluogo bellunese. Spazio allo sport con pagina 50, pallavolo Serie A3, Bisi e la Darold per il rilancio, qui c'è voglia di vincere, presentato il nuovo opposto che si sposerà in luglio ed è vicino alla laurea, Gallina spiace per l'addio di Novello ma questo è stato un salto di qualità. Roller inline alpine, Michelle Dalfar sfiora la medaglia agli europei, bene anche Marta Cerri. Calciomercato, prima categoria, il Fiori Barpa non si ferma più, presi anche Rossetta e Bressan. Per la terza categoria, Gemelle saluta Mister Baruffolo a Riva d'Arold e il 24 giugno a Mestre, benemerenze della FIGC a Castellani e Salton. Automobilismo, a pagina 52, Trento, Bondone brillano Mezza Casa e Vettorelle. Ancora dalle due ruote, motociclismo, Darold molto vicino ai migliori a Magione. Basket Under 20, l'Italia da ieri a Calalzo, 2 sedute al giorno fino al torneo Meneghine de Silvestro. Calcio, la trasfida è tra Croazia e Olanda, Italia, Gravina blinda il CT Mancini, va al Napoli, ipotesi fantomatica. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, alternanza di nuvole e raffreddamenti, precipitazioni di pomeriggio sui monti probabili medio-alti per piogge diffuse e in prossimità dei rilievi probabilità bassa per piogge locali. Si tratterà di piovaschi rovesci, temporali locali, per il resto assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluna. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.